dannosi e inattesi da un paese amico del quale ospitiamo in Veneto basi militari e altro. Il presidente della regione Zaia è sorpreso e preoccupato per i dazi statunitensi che potrebbero colpire fortemente l'agroalimentare veneto e vicentino, a cominciare dalle esportazioni di formaggio. Vuol dire mettere in ginocchio la nostra agricoltura, un'agricoltura che proprio per questo rapporto di solidarietà, di amicizia, solidale negli anni, è sempre stata un'agricoltura che ha visto gli Stati Uniti come un buon mercato. Pensare che adesso le partite dei mercati si regolino solo a colpi di dazi, dico che la dice lunga anche sul fatto che questa amicizia è messa in discussione. Si spera in un passo indietro? Beh, il mio invito che faccio, pensi solo che noi qui abbiamo delle basi militari, che abbiamo dato sempre ospitalità agli Stati Uniti, che abbiamo un rapporto solido di amicizia con gli Stati Uniti, non capiamo per quale motivo i nostri prodotti devono essere caricati di dazi e quindi vedere sparire il mercato degli Stati Uniti. Non funziona così tra amici, così funziona tra nemici. Da un lato le sanzioni con la Russia che ci hanno fatto perdere quasi 1 miliardo di export, dall'altro tutto quello che sono i dazi americani, i dazi applicati da un paese amico all'Italia, che è un paese che ha sempre sostenuto gli Stati Uniti, dazi che ci penalizzano.